Quelli nostrani hanno iniziato a fare la loro comparsa sulle bancarelle dei mercati di frutta e verdura, un segnale per gli appassionati ricercatori del fatto che la stagione dei funghi ha avuto ufficialmente inizio. Dopo il boom tardo primaverile, inusuale ma dovuto alle piogge e al caldo successivo, sta per entrare nel vivo, e le promesse sono più che buone, il tradizionale periodo dell'anno per perlustrare a fondo i boschi dell'entroterra alla ricerca di porcini, galletti, ovuli e colombine. Una passione certo, ma come tale ha regole e comportamenti ben precisi da rispettare. Non bisogna dimenticare infatti che i funghi hanno un ruolo ben preciso e importante nell'ecologia del bosco, per questo vanno conosciuti, apprezzati e in un certo senso curati. Una raccolta eccessiva e non regolamentata può creare infatti grandi problemi, si ostacola la riproduzione e spesso se ne distrugge l'habitat. Ce lo ricordano i responsabili del Parco dell'Aveto, nelle cui foreste i funghi stanno iniziando a fare la loro comparsa. Esistono norme statali e regionali che regolamentano la raccolta. In questo periodo iniziale occorre fare attenzione a non raccogliere esemplari troppo piccoli. Prendere dal terreno funghi con un diametro del cappello inferiore ai 4 cm è vietato. Si rischia infatti di danneggiare la loro riproduzione e si impoverisce il raccolto che si avrebbe nei giorni successivi. Si possono raccogliere poi solo le specie commestibili, rispettando precise quantità. Ogni persona non può mettere nel cavagno più di 3 kg di funghi, solo 1 chilo per gli ovuli. La violazione di queste regole prevede una sanzione e la confisca dei funghi eccedenti alla quantità consentita. Durante la raccolta è vietato utilizzare rastrelli, uncini o altro che possano danneggiare l'humus del terreno. Non si può poi fare uso per la raccolta e il trasporto dei funghi di sacchetti di plastica o contenitori chiusi che impediscano la dispersione delle spore. È inoltre vietato raccogliere e danneggiare i funghi non commestibili o velenosi, pericolosi per l'uomo ma utili per il bosco. Non in tutti i boschi, infine, la raccolta dei funghi è libera. Vi possono essere limitazioni ai giorni di raccolta e la necessità di acquistare tesserini rilasciati dai consorzi di proprietari o da enti pubblici. L'invito quindi è quello di documentarsi prima di avventurarsi in un bosco, magari facendo attenzione a dove parcheggiare l'auto senza invadere terreni e tratti di bosco al di fuori della strada, e a provvedere all'acquisto dei tesserini quando necessario.